Bottoni, Antonietta Farre. A me sembra che in questo momento noi ci dobbiamo concentrare proprio sul problema che abbiamo immediato di dover respingere questo progetto. Allora ecco, io voglio comunicare qualcosa da parte del Comitato Santo Mazzeo che si è costituito. Il Comitato Popolare Santo Mazzeo per il no esprime la propria soddisfazione per i risultati ottenuti fino a questo momento. Ringrazia la popolazione di Bitti perché con grande intelligenza, senso di responsabilità, dignità è protagonista di questa battaglia contro le multinazionali rapinatrici che, pur di lucrare gli incentivi resi disponibili dallo Stato, aggrediscono paesaggio e territorio sardo, sottraendo ancora una volta beni comuni e risorse economiche alle nostre comunità che ne sono i legittimi proprietari. Questo tenta di fare la Siemens Gamesa con il mega parco eolico Gomorezza. Ringraziamo tutti gli organismi, le persone, gli intellettuali di Bitti, della Sardegna, dell'Italia e che si trovano all'estero che condividono con noi questa battaglia. Il progetto è contestato in moltissimi punti. Impatto ambientale senza precedenti per il gigantismo del parco che provocherebbe alterazioni irreversibili su un pianoro adibito da tempo immemorabile all'allevamento degli ovini e coltivato dai tempi antichi a seminativi, anche il grano, ed erbai, e che ospita molte importanti aziende agricole. È contestato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che con nota del 12/3/2018, protocollo numero 0007028/P, ha fatto pervenire un atto di osservazione con la richiesta articolata in ben 34 punti di integrazioni progettuali. Altre osservazioni riguardano l'assenza di dibattito pubblico e la non disponibilità delle aree interessate da parte della società gamesa. La popolazione non è stata informata, nonostante una legislazione nazionale ed una convenzione internazionale statuisca l'obbligo di una informazione consapevole e il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva nei processi decisionali che riguardano l'ambiente. Nel progetto ci sono anche incongruenze con il PPR e con il PEARS che preclude possibilità agli impianti energetici speculativi. Nel progetto sono occultati svariati aspetti negativi. Un esempio: manca la simulazione fotografica che mostri come dalla chiesa di San Matteo c'è un forte impatto paesaggistico e sull'ambiente. Manca una planimetria da cui devono risultare tutte le superfici occupate sia in fase di realizzazione dell'impianto che di esecuzione. Nel contratto sono presenti molte clausole vessatorie a vantaggio della società e a danno dei proprietari. Il nostro no, abbiamo raggiunto il numero di circa 600 firme, oltre a quelle di altre parti della Sardegna e d'Italia, è motivato da solide osservazioni inviate al Ministero. Chiediamo al Consiglio Comunale qui convocato che faccia altrettanto, si esprima per un no senza condizioni, inviando al Ministero robuste motivazioni e allegando l'avvenuta delibera. La proroga del 26 marzo ad oggi non c'è. La notizia del progetto Gamesa, appresa a metà febbraio tramite un articolo dell'onorevole Mauro Pili pubblicato sull'Unione Sarda, dopo l'avviso pubblico pervenuto al comune di Bitti ed ivi protocollato il giorno 25 gennaio, ha determinato un impatto psicologico e sociale notevole sulla popolazione. Questa, ignara e tenuta all'oscuro, si è sentita colpita nella propria dignità, intelligenza, serietà. La serenità di molte famiglie è stata sconvolta.
esacerbati ed esasperati gli animi delle donne e soprattutto dei pastori proprietari che sono decisi a difendere la loro terra a tutti i costi e con ogni mezzo. Si paventa un conflitto sociale senza precedenti. Lei oggi ci sta invitando ad un confronto. Ebbene, chiariamo le posizioni e siamo franchi. Le osservazioni le apprendiamo solo in questo Consiglio. Sono molto tardive. Prima la percezione dalla popolazione è stata che voi eravate per il sì addirittura, poi per il ni, ora per il no. Oggi, stasera, solo stasera lo apprendiamo questo. Non ci siamo accorti prima che eravate così contrari come affermate stasera. Non l'abbiamo percepito, non ce ne avete dato la possibilità e faccio degli esempi. Perché, domanda secca, non avete indetto un'assemblea subito dopo il 25? Abbiamo evidenziato che c'è una convenzione internazionale che obbliga addirittura. Perché dopo il 25? Non avete indetto, non avete pensato di indire un'assemblea e di avere rispetto per la popolazione di Bit, per l'intelligenza delle persone bitesi, per la dignità. È stato questo un grave errore, un grave sgarbo verso la popolazione. Le dichiarazioni che facevate, anche quando è venuta Videolina o alla stampa, erano soprattutto queste: siamo per l'energia pulita, ma ci opporremo agli espropri se ci saranno. Questo mi sembra che sia stato ribadito più volte. Quando lei, sindaco, con lei ci siamo incontrati il 23 febbraio. Lei, vice sindaco, l'ha ribadito nell'intervista a Videolina. Ora, questa è un'affermazione che afferma se stessa, che non spiega niente, è una tautologia. È chiaro che gli espropri ci saranno, se passa il parco, gli espropri ci saranno automaticamente. Quindi cosa vogliamo affermare con questo? L'avete ripetuto, cioè quello che voi avete ripetuto continuamente era questo: siamo per l'energia pulita, e lo siamo tutti, anch'io lo sono, tutti, il comitato, tutti siamo per l'energia pulita. E l'altra affermazione era: ci opporremo agli espropri se ci saranno. Un'affermazione che non afferma niente, per gli espropri ci saranno. La società esproprierà sicuramente. Nell'ultima intervista da lei rilasciata, sindaco, il 17, il giorno dell'assemblea pubblica, la sua posizione non era ancora chiara. C'è un'intervista che la stampa ha riportato, non si schierava addirittura né per il sì né per il no, se abbiamo capito bene l'ultima parte dell'intervista. Ad ogni modo, il comitato, questo per essere molto chiari e molto franchi, perché lei, sindaco, stasera ci ha detto che dobbiamo parlare, e anzi proprio diciamo il titolo della convocazione del Consiglio era confronto. Quindi stasera noi siamo molto franchi, molto chiari, ci dobbiamo guardare in faccia senza nessuna paura e dobbiamo parlare con molta franchezza, con molta sincerità e con molta limpidezza. Ebbene, comunque il comitato, questa è l'ultima parte, ha sempre cercato la collaborazione con il comune, perché noi siamo stati molto corretti come comitato, anche nel contenere il conflitto sociale, perché ogni qualvolta ci arrivavano delle frasi e delle espressioni molto pesanti e molto gravi e da preoccupare moltissimo, noi abbiamo fatto un'opera di grande contenimento, di placare veramente gli animi, perché questo a noi sta a cuore. E allo stesso tempo abbiamo cercato da subito il contatto con il comune. Adesso ecco, ne fanno fede le date. Il comitato ha sempre cercato la collaborazione con il comune, ne fanno fede gli appuntamenti richiesti. Infatti si è realizzato un incontro con il sindaco e alcuni amministratori in aula consiliare il giorno 23 febbraio. Probabilmente era stato chiesto il 21, poi lei, sindaco, aveva detto che il 22, cioè il giovedì, aveva degli impegni e dunque l'incontro è avvenuto il venerdì. Da notare che noi abbiamo saputo dalla stampa a metà febbraio, però
molti di noi, la maggior parte, personalmente anche, abbiamo saputo la cosa dall'articolo dell'onorevole Pili il 19 febbraio. Quindi un mese dopo del 25. Quindi noi subito dal 19 il 21 abbiamo chiesto un incontro con il sindaco, ce l'ha concesso per il 23 e siamo stati ricevuti in aula consigliare. C'era lei, c'erano 2 assessori e c'erano altri consiglieri, come lei ben ricorda. Ha invece il comitato, suo malgrado, ha dovuto annullare un'assemblea popolare fissata per il 27. Noi come comitato avevamo pensato a 2 assemblee, quella che poi si è tenuta addirittura il 17, ma pensavamo ad un'assemblea da fare molto prima, perché avevamo a cuore di informare la popolazione su tutta la situazione, perché noi abbiamo lavorato proprio parlando con le persone, incontrandole per strada, andando nelle case. Era una situazione gravissima, non sapevano niente. Allora noi volevamo fare un'assemblea addirittura prima di quest'ultima che si è tenuta, proprio per fare questo lavoro di informazione, perché la prima cosa è la conoscenza, la prima cosa è l'informazione. Questo è fondamentale per ciascuno di noi, la conoscenza e l'informazione. Poi ognuno prenderà la posizione in modo libero, ecco, sul tema, sull'argomento, ma la prima cosa, il primo dovere nei riguardi delle persone è proprio informarle, anzi aiutarle, ecco, a percorrere questa strada. Questo è fondamentale e noi abbiamo cercato di farlo, però quell'assemblea l'abbiamo dovuta annullare, era fissata per il 27 febbraio. Quindi notiamo la tempistica, come noi ci siamo proprio attivati subito, perché abbiamo visto la gravità di tutta la situazione, una bomba che stava per deflagrare a Bitti. Noi l'abbiamo vissuta così, appena abbiamo saputo la cosa. Allora, quindi per il 27 febbraio che non si è tenuta, per rispettare gli impegni del sindaco, perché il sindaco aveva detto che aveva degli impegni illegittimi, allora noi abbiamo annullato, il quale comunque nell'incontro del 23, parlo del 23 febbraio, quindi i giorni precedenti, si era impegnato ad indire un consiglio comunale per il 7 e l'8 marzo. Dopo le elezioni politiche, che invece non si è tenuto. Quindi noi aspettavamo anche del 7 e l'8 questo consiglio, lei aveva promesso che avrebbe indetto questo consiglio, non si è tenuto. E poi quindi si è andato avanti, si realizza un consiglio comunale straordinario solo stasera, il 24 marzo, a 2 giorni dalla scadenza del 26 marzo, cioè lunedì, stabilita dal Ministero, per inviare le osservazioni. Comunque, siccome il parco eolico Gomorezza non sa da fare, ribadiamo la richiesta a questo Consiglio di un no incondizionato, assicurando la nostra collaborazione.